A 180 minuti dal termine della regular season di eccellenza in palio, punti pesantissimi all'Aldo Binanti tra Scordia e Milazzo in ottica playout e playoff. Occupa infatti la prima posizione dei playout la formazione di Mister Serafino a quota 29 dopo il pareggio maturato al John Kennedy di Santa Croce per 1-1. Occupa invece l'ultimo posto per la griglia playoff la formazione Mamertina reduce dal pari anch'essa per 1-1 al Marco Salmeri contro il Paternò. La nuova guida tecnica di Francesco Romeo che cambia qualcosa nel proprio 11 titolare, infatti appiedati dal giudice sportivo per una giornata Alosi e Franchina, al quale va ad aggiungersi l'infortunato Lapiana. 4-3 allora per i mamertini con lo Monaco tra i pali, difesa a 4 con Caldore e Longo sui binari esterni, Russo e Marino al centro. In cabina di regia ci va Ardiri, spalleggiato da Abate e Presti, tridente offensivo composto da Pino, Portovenero e Petrullo, assente anche tra i locali Mimmo Provenzano. 4 i turni di squalifica per lui, fischietto affidato al signor Testai della sezione di Catania, suoi assistenti il fratello Dario e il signor Ciavarella della sezione di Caltanissetta. Un'occhiata al cronometro per il fischietto etneo e si può partire. Al primo affondo colpisce lo Scordia, corner dalla destra infatti di Floridia che pesca nel cuore dell'area di rigore, il compagno di squadra guida, poi Caruso, ultima deviazione prima che il pallone si depositi alle spalle di Lomonaco per il vantaggio della formazione scordiense grazie a questo flipper impazzito. Plausibile posizione di fuorigioco del numero 9 Blaugrana. Al 13° però è passata in vantaggio la formazione di Mister Serafino. Prova allora a reagire il Milazzo 3 minuti più tardi con questa incursione dell'ex città di Messina a Portovenero che penetra in area di rigore, atterrato così da Messina. Non c'è nulla per il direttore di gara a Testai. Lascia qualche dubbio il nostro rallenti per la mano maliziosa di Messina sulla schiena di Portovenero. Contro il C, contro il V, siamo di nuovo nell'area mamertina, infatti Floridia, corner dalla destra, questa volta pesca direttamente la testa di Tornatore per il raddoppio dello Scordia al 25° e buio pesto per il Milazzo. All'Aldo Binanti ha colpito Tornatore, gol fotocopia a quello che aveva regalato il vantaggio. In quel caso era stato Caruso a siglare l'1-0, la timida reazione del Milazzo al minuto 29 con questo tentativo largo di Danilo Abate. Siamo già dall'altro lato al minuto 31 con l'ennesimo corner battuto da Floridia che pesca Sandro Baglione sul secondo palo, rimette la sfera dentro per Caruso che prova a centrare il bersaglio grosso, era stata comunque ravvisata, posizione di offside dal secondo assistente del direttore di gara a Testai. Milazzo che allora ci prova con questa imbucata, trova Petrullo tra le linee che a sua volta però non riesce a centrare, lo specchio della porta difesa da Pandolfo. Occhio però alle ripartenze dello Scordia qui, Messina va via in contropiede sul binario destro, Messina vuole rendere il passivo più pesante e trova però i guantoni dell'esperto estremo difensore Lomonaco. Ancora però una ripartenza fulmina con Grazioso che trova tra le linee Floridia, atterrato da Lomonaco, indica il dischetto del calcio di rigore, il fischietto Testai. Sembrava però pulita l'uscita dell'estremo difensore Antonio Lomonaco, veementi proteste all'indirizzo del direttore di gara. Sul punto di battuta per la formazione scordiense ci andrà Floridia, prima però verranno allontanati dalla panchina mamertina, prima Agostino Di Dio, secondo allenatore e portiere, e poi il direttore sportivo Raimondo Mortelliti per questa decisione. Sul punto di battuta va Floridia, tu per tu con lo Monaco, lo ipnotizza, si resta sul 2-0 all'Aldo Binanti, lascia accesa un lumicino di speranza l'estremo difensore Lo Monaco per i mamertini che dall'altro lato hanno questa occasione al minuto 43 sul punto di battuta dai 20 metri del piazzato. Ci va Samuel Portovenero a foglia morta sulla barriera, trova però i guantoni di Pandolfo che smanaccia in corner, plastico intervento del numero 1 della formazione scordiense. E questa è l'ultima emozione del primo tempo, squadre che guadagneranno così gli spogliatoi sul parziale di 2-0, 2 calci d'angoli trasformati in maniera impeccabile dallo Scordia. Al 13° è stato Caruso a portare in vantaggio la formazione di Mister Serafino, ha raddoppiato invece Tornatore ancora sull'assist di Floridia. Torniamo allora con le nostre immagini al film della ripresa che si apre con un Milazzo sicuramente più voglioso dopo un minuto dal rientro in campo e le due formazioni, azione manovrata sul binario destro che permette allora a Danilo Abate di calciare a rete, si deve immolare un difensore blaugrana per evitare guai peggiori. Un minuto più tardi imbucata di Petrullo per l'inserimento di Portovenero che svirgola così col mancino calciando a fondo campo sul ribaltamento di fronte Arachini di Antonio Lomonaco che regala il pallone a Floridia per il più semplice dei 3-0, infortunio dell'estremo difensore mamertino alla Donnarumma. Notte fonda ora per il Milazzo all'Aldo Binanti che vede ulteriormente aumentare le distanze dalla formazione di Mister Serafino.
mette il punto esclamativo su una prestazione maiuscola Floridia. Prova intanto dall'altro lato Petrullo a rientrare in partita, il suo destro però termina in bocca a Pandolfo. Ancora Milazzo in avanti al minuto 55 con Caldore che permette a Pino di prendere il fondo, palla dentro per Portovenere, si divora il possibile 3-1 l'ex Camaro e Città di Messina. Non ne vuole proprio sapere quest'oggi la formazione di mister Romeo di trovare la via della rete. Prosegue il forcing, forse tardivo, della formazione rossoblu. Ardiri qui predilige uno schema da piazzato, palla a rimorchio per Portovenere che batte a rete trovando la deviazione di Petrullo, ci mette la puntina non riuscendo a correggere in rete. Lo Scordia quando attacca però si rende sempre pericoloso con uno dei migliori in campo, Messina, che va vicino all'Eurogol di giornata. Arriva anche il primo cambio di giornata per mister Romeo con Mario Cambria che va a rilevare sul rettangolo verde Andrea Ardiri. Corner dalla sinistra affidato a Samuel Portovenere, inserimento sul primo palo di Russo che prova la torsione di testa, questa volta non riesce all'ex Città di Sant'Agata. Il Milazzo inevitabilmente lascia spazio alle ripartenze scordiensi, qui Grazioso non riesce però a battere a rete. Ancora Grazioso innescato da questo assist di Baglione, si presenta a tu per tu con lo Monaco costretto a defilarsi, chiama allora in causa il compagno di squadra Vitale che calcia a rete trovando però i guantoni di Lo Monaco e si lascia perdonare l'errore precedente. Ancora un cambio, questa volta è Abate a lasciare spazio ad Andaloro al suo esordio in maglia rosso-blu. Al minuto 87 ancora un'emozione con Petrullo che ci prova sugli sviluppi di un calcio di punizione non trovando la porta difesa da Pandolfo. Scampoli di gara nel finale anche per Ferdinando Dell'Oro che prende il posto di Samuel Portovenere. Nei 5 minuti di recupero concessi però dal direttore di gara a Testaino non accadrà molto altro. Arriva così quindi il triplice fischio all'Aldo Binanti, game over. Scordia si impone su Milazzo per 3-0. Le marcature nel primo tempo di Caruso e Tornatore, a quale ha seguito quella di Floridia nella ripresa. Scordia che sale così a quota 32 punti, a -1 dalla salvezza diretta. Milazzo che resta inchiodato a quota 41 e ora deve sperare che il Palazzolo cada nell'ultima giornata nel big match dell'Aldo Campo e contemporaneamente vincere col Santa Croce.